Il Milazzo non si ferma nemmeno, Lenzo Vasi di Piraino batte anche la Polisportiva Gioiosa, alla quale infligge la prima sconfitta del campionato e dopo 5 giornate si conferma capolista nel girone B di eccellenza a punteggio pieno in compagnia del Modica. Vittoria dedicata allo storico dirigente rossoblu Salvo Andaloro, scomparso all'età di 60 anni giovedì scorso per un male incurabile e che la squadra mamertina insieme ai tifosi hanno ricordato prima del fischio d'inizio. Derby sostanzialmente equilibrato, ci provano subito i locali a scardinare la difesa rossoblu con i tentativi dell'ex Agolli di testa dopo un minuto di gioco e di Meduani al settimo con un destro da posizione defilata che però non creano patemi a piccioni. Il Milazzo non sta a guardare e risponde con le conclusioni di La Spada prima, diagonale Mancino che sfiora il palo alla sinistra di Bonfiglio e di Bucolo pochi secondi dopo che però non inquadra lo specchio della porta. Poi la Polisportiva Gioiosa si riaffaccia dalle parti di Piccioni, ma anche il tiro di Alves al 14° viene deviato in angolo dal portiere, mentre il colpo di testa sempre del 10 Granata al minuto 20 non c'entra il bersaglio grosso. Nella ripresa però il Milazzo ci crede dopo il colpo di testa di Dama parato dal portiere e il destro dal limite dell'area di Bucolo terminato alto sulla traversa. I rossoblu passano al minuto 61 quando Diallo aggancia il lungo lancio di Dama, spalle alla porta, si gira, entra in aria e col sinistro mette alle spalle di Bonfiglio, facendo così Gioiosa 0 Milazzo 1 e tifosi mamertini che possono far esplodere tutta la loro gioia. Per il classe 2004 del Milazzo, che mostra anche una maglia dedicata al dirigente Andaloro, si tratta della prima rete in campionato. Mamertini che al 70° di gioco rimangono però in 10 uomini, viene espulso infatti Dama, doppio giallo per il classe 2001 e Milazzo con l'inferiorità numerica per gli ultimi 15 minuti più recupero della sfida. Il Gioiosa tenta allora di sfruttare la situazione favorevole ed è Bruno al 79° a chiamare Piccione agli straordinari. Nel finale poi Granata all'assalto disperato, ma anche le zuccate sotto porta dell'ex Agolli all'89° e un minuto più tardi non sortiscono il pareggio sperato. Il Milazzo vola in classifica, quota 15 punti e si conferma in prima posizione, mentre il Gioiosa rimane fermo a 4 punti ma esce comunque dal campo tra gli applausi dei propri tifosi.